un'intera nottata, buttato vicino ad un compagno massacrato, con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio. Ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Quando la notte rientrammo alle nostre linee, il generale volle stringere la mano a tutti gli ufficiali, 5, compresi i feriti. Allontanandosi, disse al capitano Bravini, che aveva l'avambraccio fratturato: lei può contare su una medaglia d'argento al valor militare sul campo. Il capitano stette sull'attenti finché il generale non scomparve. Rimasto solo con noi, si sedette e pianse tutta la notte, senza riuscire a pronunziare una parola. Finito il ritiro dei feriti e dei morti, che gli austriaci ci lasciarono raccogliere senza sparare un colpo, io mi ero sdraiato cercando di dormire. La testa mi era leggera, e mi sembrava di respirare con il cervello. Ero sfinito, ma non riuscivo a prendere sonno. Il professore di greco venne a trovarmi. Egli era depresso. Anche il suo battaglione aveva attaccato più a sinistra ed era stato distrutto come il nostro. Egli mi parlava con gli occhi chiusi. Io ho paura di diventare pazzo, mi disse. Io divento pazzo, un giorno o l'altro mi uccido. Bisogna uccidersi. E io non seppi dirgli niente. Anch'io sentivo delle ondate di follia avvicinarsi, sparire. A tratti sentivo il cervello sciaguattare nella scatola cranica come l'acqua agitata in una bottiglia. Si sta come d'autunno, sugli alberi, le foglie. Abbiamo un ospite importante, un ospite eccezionale, che è l'arciduca Asburgo Marcus Salvator di Asburgo-Lorena. Eccolo qua. Buonasera, benvenuto. Signor Ministro, signor Presidente della Regione Veneto, signor Presidente del Consiglio regionale del Veneto,
signor prefetto, autorità civili e militari, signore e signori, buonasera. Con immenso piacere rivolgo a voi il mio saluto cordiale e affettuoso. Sono profondamente onorata di questo invito perché ho sentito in esso fin da subito l'espressione di un sentimento di amicizia. Per questo ringrazio di cuore il Consiglio regionale del Veneto. Lo faccio con una grande emozione, consapevole di essere ospite in uno dei luoghi dove si è costruita la storia del vostro paese e per un'occasione così importante come la celebrazione del centenario della Prima Guerra Mondiale. Nella Prima Guerra Mondiale la densità della morte nello spazio e nel tempo destabilizzò le fondamenta della civiltà europea e ciò dipese dalla smisurata potenza dei mezzi distruttivi che fecero devastante supporto allo scontro, cambiando il corso della storia. Ma di questa grande tragedia i popoli europei non furono solo vittime, ma anche attori contagiati dai sentimenti fondati sulla contrapposizione amico-nemico. Sono passate 4 generazioni, 100 anni, ma la nostra memoria è intatta. Nulla si fa cancellando il passato, nulla si costruisce abbattendo i valori della nostra società, della famiglia, all'amor patrio, dal lavoro alla legalità, dalla solidarietà alla partecipazione, dal senso civico al senso di appartenenza alla propria comunità. Un monito che dovrà essere sempre tenuto in considerazione nella nostra Europa col superamento di quei confini tra popoli e nazioni che allora avevano incatenato le menti degli uomini, provocando una delle più grandi tragedie dell'umanità. È uno dei motivi che ha spinto i padri e fondatori dell'europeismo è stato proprio con la carneficina della guerra mondiale il primo grande dramma dei popoli che ha segnato il Novecento, l'autentico punto di non ritorno nella storia del nostro tempo. Una memoria e una responsabilità che ci devono accompagnare in ogni momento in cui ricordiamo la grande guerra in tutte le sue dimensioni. Il ricordo è un modo per incontrarsi e se non ricordiamo non possiamo comprendere l'immane tragedia che ha coinvolto i nostri paesi. Allora, insieme facciamo in modo che i legami di amicizia che ci uniscono oggi e che sono fortemente ancorati nella nostra generazione siano più potenti dei canoni del mondo. Riconoscente per l'accoglienza riservata a me e alla mia famiglia, ricordo sempre con profonda gratitudine questa giornata. Pensando a coloro che questa guerra ha costretto al silenzio per sempre nei campi di battaglia d'Europa. Come essere umano vorrei restare
in silenzio. Grazie. Abbiamo osservato anche un minuto di silenzio un po' più corto, ma comunque un momento di raccoglimento di silenzio. Adesso invitiamo invece sul palco per la cerimonia di consegna della Fiamma della Pace Erta e Sandor Asburgo-Lorena, arciduca e arciduchessa d'Austria. Prego, buonasera e benvenuti. In questa cerimonia capiremo anche che cosa significa, che cos'è la fiamma della pace. Signore e Signori, es ist uns eine große Ehre und Freude, heute hier am Presidente Rufato und dem Consiglio Regionale della Veneto die Flamme des Friedens zu überreichen. Sehr geehrte Damen und Herren, è per noi un grande onore e un enorme piacere di consegnare a lei, Presidente, e per lei, il Consiglio regionale del Veneto, la Fiamma della Pace. Sie soll durch Sie, Präsidente, ein äußeres Zeichen sein des Dankes und der Anerkennung für den Einsatz der völkerverbindenden Freundschaft. Desideriamo che attraverso di voi, consigliere del Consiglio regionale del Veneto, la fiamma diventi un segno tangibile di apprezzamento e di gratitudine per l'impegno che profondono nel segno dell'amicizia tra i popoli. Die Flamme des Friedens wird an Menschen und Organisationen überreicht, die Verantwortung tragen, wieder für Menschen, für Länder, Völker, Kulturen, Natur und Umwelt. La fiamma della pace viene consegnata a individui e organizzazioni che rivestono ruoli di grande responsabilità nei confronti di persone, paesi, popoli, culture, così come nei confronti della natura e dell'ambiente. Die Flamme des Friedens ist aus Holz gefertigt, ein Symbol für Mut, Kraft, Wärme, Schönheit und auch Eigenwilligkeit. La fiamma fatta del legno, un simbolo di coraggio, forza, calore, bellezza, ma anche di originalità. Auf Stein befestigt, ein Symbol für die Härte und für die Beständigkeit. Fissato su pietra, un simbolo di resistenza, solidità e stabilità. Beide Materialien sind auf jedem Kontinent dieser Erde vorhanden. Entrambi i materiali si trovano in tutti i continenti del mondo. Seit Menschengedenken sind äußere Zeichen und Symbole von großer Wichtigkeit. Sie erinnern und spenden Kraft. Da tempo immemorabile, segni e simboli sono di grande importanza, perpetuano il ricordo e rifondono forza. Die Flamme des Friedens ist ein äußeres Zeichen für Friede, Freiheit, Freundschaft und auch für die Kunst. La fiamma è un segno di pace, libertà, amicizia e anche di arte. Kunst ist eine Sprache ohne Grenzen. Es verbindet, schlägt Brücken, überwindet Grenzen und ist eine universelle Sprache, unabhängig von Gegebenheiten. L'arte è un linguaggio che non conosce confini, unisce, crea legami e permette di superare gli ostacoli. L'arte parla un linguaggio universale,
comprensibile ovunque, indipendente da circostanze particolari. Mit diesem äußeren Zeichen soll Ihnen, Präsident Rufato, und dem Consiglio Regionale della Veneto Mut und Kraft gespendet werden für die verantwortungsvolle Aufgabe, die Sie übernommen haben. Attraverso il segno rappresentato della Fiamma della Pace, a lei Presidente e tutti i consiglieri del Consiglio regionale del Veneto possano essere infusi il coraggio e la forza necessari ai competi carichi di responsabilità che avete accettato di assumere. Mit Frieden und Freuden Ihre Tätigkeit auszuüben, Verlässlichkeit und Geborgenheit auszustrahlen. An all das soll die Flamme des Friedens alltäglich erinnern. Portare avanti con pace e gioia la propria attività, trasmettere affidabilità e sicurezza. Questo deve ricordarci la Fiamma della Pace ogni giorno. In diesem Sinne wünschen wir viel Mut und Kraft bei all Ihren Umsetzungen und Vorhaben im Sinne des Friedens, der Freiheit und der völkerverbindenden Freundschaft. In questo senso, a voi va l'augurio che la forza della gioia vi accompagni nel vostro operato teso di diffondere l'amicizia tra i popoli, così come nel vostro impegno e nei vostri sforzi per promuovere la pace. Grazie. Grazie. Grazie davvero, perché ricevere questo simbolo stasera in questa serata, in questo evento particolare di pace e di amicizia che ricorda appunto i 100 anni dall'inizio della Grande Guerra, credo che sia importante per noi, ma soprattutto per voi, perché suggella un'amicizia che si è consolidata nel tempo. Credo che stasera abbiamo avuto, diciamo, delle sensazioni forti, abbiamo potuto ascoltare della musica, delle lettere dei soldati al fronte, dei testamenti dei soldati al fronte che effettivamente ci hanno emozionato e ci hanno fatto meditare sul grande valore della pace. Credo che tutti noi dobbiamo perseguire questo obiettivo. Ora, prima di concludere, ringrazio tutti voi che siete intervenuti questa sera, ringrazio anche tutti quelli che hanno permesso questa serata, a cominciare dal sovrintendente della Fondazione della Fenice che ci ha ospitato stasera, l'orchestra del Conservatorio di Venezia, ma soprattutto la vostra partecipazione credo sia stata importantissima. Grazie davvero. Grazie Presidente. Naturalmente ringrazio il meraviglioso pubblico della Fenice e prima di concludere vi annuncio che vi aspettiamo tutti al termine della serata per un brindisi nelle sale apollinee. Permettetemi di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa serata, quindi tutti gli sponsor, in modo particolare Rosy Garbo che ha tenuto a curare la mia immagine, e a questo punto possiamo lanciare l'orchestra e il coro del Conservatorio di Venezia nell'inno alla gioia di Beethoven.